Eccoci tornati in diretta con Di Sabato Pomeriggio, ma soprattutto questa chiusura della trasmissione, il contest Io canto per. I 4 ragazzi sono posizionati, ho ancora accanto a me Pietro Vanessi e Daniele Blando per pubblicizzare appunto questo spettacolo, promuovere questo spettacolo che sarà in teatro dal 23 al 26 novembre al nuovo Teatro Aniene, aperto per l'occasione, perché dicevano dobbiamo aprire questa apposta per questo spettacolo. Uno spettacolo che, preavviso, è vietato a chi ha problemi dissociativi o è disturbato mentalmente. Perché si può rivedere perché in qualche potrebbe modo. rivedersi e soprattutto invito a non ripetere le cose che farà Daniele, non fatelo a casa senza un accompagnamento, perché potrebbe essere pericoloso. Ecco, fatto questo, io passo la parola a Daniele, l'interprete assoluto di questa commedia. Grazie. È emozionato Daniele perché è un lavoro. Dopo tutte queste cose, è un lavoro importante. Sì, intanto io ringrazio Pietro che mi ha dato questa grandissima opportunità. Perché è il sogno di ogni attore bravo, perché può interpretare tantissimi personaggi. Perché io non mi aspettavo 14 personaggi, sinceramente non me li aspettavo, però piano piano stanno prendendo forma, stanno prendendo vita e spero che ci sarà uno spettacolo che la gente potrà dire. Quello più noto era se i personaggi cerca d'autore, nel senso che l'autore cercava i personaggi. In questo caso sono i personaggi che cercano. Sì, i personaggi che cercano il pubblico. Esatto. E allora voi state qui con me tutta questa mezz'ora. Noi andiamo a fare un grosso applauso, visto che ci siete tutti un'altra volta, ai nostri 4 ragazzi. Col codice 01 Ania, 02 Stefano Aieta, 03 Flavia Renzi e 04 Mivola. E io a questo punto devo dare lo stop al televoto, assolutamente stop. Tutto quello che è successo fino adesso è successo, quello che mandate da questo momento in poi purtroppo non lo possiamo prendere in considerazione e soprattutto ci possiamo un attimo liberare dal giudizio, volendo, il giudizio comunque commentare l'esibizione di questi 4 ragazzi, perché adesso hanno votato e come si dice, quello che il dato è tratto. Potete tirare il fiato, via. Esatto. Alex, facciamo una musica per passare da un'altra parte. Un po' più di suspense. Sì. Intanto cosa avete fatto in queste 2 ore? Chi vuole rispondere? Facciamo rispondere Ania che è più. Hanno chiamato i parenti. 2 ore mi sono fatto una passeggiata, mi sono mangiato qualcosina giusto per. E poi ho ascoltato il programma. No, perché anche per sono rimasto in backstage ad ascoltare, sempre in attento. diretta, quindi per noi sono passate le ore ma non ce ne siamo quasi accorti certo. Perché eravamo qua. Magari chiedi l'attesa, anche un po' l'ansia, no? Che dici Stefano? No, sì, sicuramente anche un po' d'ansietta. Io in queste 2 ore ho sentito tutti i parenti che mi stavano seguendo da casa. Dove ce l'hai sparsi questi parenti? Perché noi siamo sul 264 ma siamo in tutta Italia sul 264. Allora, alcuni in Basilicata e altri a Milano e anche degli amici a Torino, quindi. Da nord a sud, sì. Bravo. Vabbè, pure i torinesi, diciamo che possiamo. Anche per loro salutiamo anche i torinesi. Anche i torinesi, anche la nostra Lucy Bove che è dietro le quinte, torinese, che io me la porto dietro, che una napoletana che si deve portare dietro una torinese. E invece la nostra Flavia, che oramai è nostra, io oramai vi sento un pochino miei, anche perché io faccio un gruppetto WhatsApp durante la settimana. Con look da Barbie Girl, attenzione, l'abbiamo notato. E quindi in qualche modo, se non con loro, che loro genitori interagisco, adesso poi non so bene se ho interagito con lei o forse con la mamma. Che cosa hai fatto? Tu sei stata molto presente, ti ho vista anche perché con questo look sei. È un po' difficile. Non notarti. Nulla, ho seguito il programma. Brava. E invece Mivola? Io ho un po' girovagato, che ho sentito un po' i parenti. Io parto da te, tu sei una cantautrice, sei giovanissima e sei una cantautrice. Sì. E appunto leggevo che questo brano, il tuo vero nome è Miriam Volannino. Volonnino. Ah, Volonnino, sì. Volonnino. In modo così lo ripetiamo. Com'è il tuo nome? Miriam Volonnino. Lo vedi? Piero Vanessi. E da quanto tempo scrivi? Perché sei giovanissima. Sì, allora diciamo che ho iniziato a scrivere circa 3-4 anni fa. Io pensavo a circa 3-4 anni. No. Cantare in realtà canto da sempre. Perché sei piccola, lo possiamo dire quanti anni hai? Sì, ho 18 anni tra un mese, preciso. Bene.
Quindi è come diciamo, da dove è nata questa quindi, passione per la scrittura soprattutto? Perché sai, cantare può succedere, però la scrittura è qualcosa di più, insomma, profondo, nel senso che comunque per quale c'è l'esigenza poi di scrivere, dove nasce, perché uno ci arriva così giovane. Sì, diciamo che io ho frequentato un'accademia qui a Roma che si chiama Accademia Spettacoli Italia e con i miei tutor, tra cui Massimo Calabrese che si occupa proprio del songwriting, diciamo che mi hanno fatto appassionare. Quindi tu ci sei arrivata dopo, nel senso grazie all'accademia ti sei anche, come dire, ai tuoi docenti, sì, diciamo piano piano ti ci hanno fatto avvicinare, se ho sì, capito bene. Sì, ho scoperto non è questa stata una passione. vocazione naturale? No, diciamo che sicuramente c'è sempre stata, però mi hanno fatto scoprire questa mia passione nello scrivere. Diciamo che non mi ci ero mai focalizzata, quindi grazie. Ma è nato prima lo scrivere o il cantare? Il cantare, canto. L'ha detto adesso, andava sì. all'accademia, ma quello non ci sta, secondi. capito? Voi 10 secondi mi sono distratto, ho dovete fatto la imparare domanda a capire, siete molto giovani, che poi nella vita ve la fate con questi signori un po' più grandi che non capiscono niente, cioè voi parlate, quelli non sentono. Non ce l'ha con me. Ho detto andate all'accademia e poi lì, grazie ai docenti, ma magari ha scriveva anche già prima, sviluppato. magari scriveva Sicuramente prima. ce l'aveva di suo, perché se non ce l'hai di tuo uno ti può insegnare quello che vuoi, però se non ce l'hai di tuo è difficile poi, no? Che insomma arranchi, invece il pezzo è molto bello, orecchiabile, quindi complimenti. Passiamo alla nostra Flavia. Invece Flavia è solo interprete oppure anche tu sei una cantautrice? Allora, io canto principalmente cover e fino ad ora ancora non so scrivere canzoni, però ho qualche inedito, fino ad ora 2. Ma sono i tuoi che hai scritto tu? No. No, quindi solamente da interprete? Sì, esatto. Vabbè, noi abbiamo una grande interprete italiana, Fiorella Mannoia, che penso non abbia scritto niente di suo, credo, però non lo so, forse faccio un errore, però credo di no. Quindi è la prima interprete che abbiamo più, insomma, famosa e nota di lei. Quello non significa niente. Poi la vita, soprattutto nel mondo dello spettacolo, è tutto un equilibrio sopra la follia, sempre per citare. Chi le parla sempre, è più forte di lui. Poi dopo io vi spiego questo signore chi è, perché molti... Sempre con lui, sì, no, perché molti non sanno chi è, nel senso che Pietro Vanessi non sempre si associa alle sue vignette. E dopo, Ma è uno psicopatico in realtà. Pure quello è uno psicopatico. Che ha scritto? Tu, piccino, Aieta, che sembra quasi un cognome napoletano. È calabrese. È calabrese. Allora, io in realtà scrivo e ho 2 inediti che ancora vanno finiti, sistemati, però sì. Mi piace molto scrivere, non scrivo solo canzoni, ma anche semplicemente testi o in generale. Poesie, insomma, anche scrivi... poesie, sì. Invece il nostro Ania. Intanto perché Ania? Allora, Ania è un nome nativo americano che significa spirito guerriero, quindi io sono appassionato molto della storia antica dei nativi d'America e quindi anni fa ho deciso che questo doveva essere il mio nome d'arte. Perché il tuo vero nome è? Io mi chiamo Vito. Vito. Perché arrivi da? Io sono di Roma, però sono cresciuto in Basilicata, sono nato in Brasile, ecco appunto, sì, sono internazionale, diciamo così, mi sento figlio cittadino del mondo. E io ho iniziato prima a cantare, poi man mano negli anni a scrivere ed è stata una passione proprio di primo impatto, cioè è stato un qualcosa che nella mia vita ho deciso ok, questo è il mio percorso, la musica, e quindi da lì in poi ho fatto tante varie esperienze e ho deciso di partecipare a questo programma perché fin dei conti per me la musica non deve avere barriere e confini, quindi perché no? Bene, perché come anche perché il format è abbastanza interessante. Grazie, quindi... è una vetrina principalmente. Assolutamente e poi sì. c'è la votazione, per carità, però quello non significa niente, l'abbiamo detto e lo voglio dire fino all'infinito, soprattutto oggi poi che esistono i social. Volendo uno in qualche modo la promozione se la fa anche da solo, no? E poi ricordo che Vasco Rossi è arrivato ultimo a Sanremo. Come no? E quindi non vuol ma dire nella proprio storia della niente. musica italiana abbiamo pieno di situazioni casi assurde, per cui uno magari pensava che è arrivato terzo tutta la vita e magari ha venduto milioni di dischi. Mentre voi volete chiedere qualcosa ai ragazzi, io mi allontano un secondo perché qualcuno mi fa il cenno che sono arrivati i punteggi. Ah, ok. Quindi chi voleva chiedere? Tu ti vedevo molto interessato prima e sorpreso soprattutto perché hai detto il livello è altissimo. Sì, insomma c'è un bel livello alto, intanto per iniziare. Hanno tutti una bella presenza scenica, soprattutto il primo, scusate che non ricordo i vostri nomi d'arte. Grazie. Ania, grazie.
Hanno tutti una presenza, c'è chi è più internazionale, voi due secondo me siete molto internazionali, loro due sono molto, forse magari tu hai cantato in inglese, giusto? Ok, ma tu prettamente canti in inglese, prediligi l'inglese oppure canti anche l'italiano? Canto sia italiano che inglese. Ok, una domanda che vi voglio fare, la canzone che sentite di più dentro, a chi l'avete dedicata o a chi la dedichereste? Che domanda difficile che hai fatto. Ma hai chiesto di fare una scusa, domanda? potevi dire quale canzone vi piace di più? Perché? Una domanda che più... Vabbè, lui l'ha formulata così. È entrata nei personaggi. Si potrebbe tradurre chi è la persona più importante della vostra vita. Cioè, a chi dedichereste la canzone più bella questa è una domanda che non si fa in televisione, perché poi uno è come dire vuoi più bene a mamma e a papà, non si chiede. È per quello che mi piace. Vabbè, diciamo, rispondiamo. Allora ti dico, ultimamente ho partecipato a un altro format televisivo all'estero e avevo deciso di portare Bad Romance di Lady Gaga. Ed è un brano che io ho amato tantissimo fin dal primo momento e l'ho dedicata alla mia dolce metà. Che caro, bravo. Ok. Stefano? No, allora io invece a me piace molto la canzone che ha cantato, I Know Where I've Been, e diciamo che il testo parla un po' dei diritti, insomma, perché è tratto anche da un famoso musical. Come no? E quindi io la dedicherei a tutte quante le persone che non si sentono all'altezza, e tutte le persone magari che oppresse. Esatto, oppresse dal sistema, diciamo, dello Stato, dei diritti in generale. Ma che bella faccia pulita che hanno questi ragazzi, un applauso e che pensieri genuini, puliti, bellissimi. Ma io una canzone preferita non so proprio quale dire. Però per dire la verità, le canzoni che canto le dedico principalmente magari alla mia famiglia. Per me sono la cosa comunque più importante che c'è. Il sostegno della tua vita è la famiglia, giusto? Allora, diciamo che per me è impossibile scegliere una canzone. Beh, tu sei molto frizzante, quindi... Sì, però penso che dipenderebbe dal significato della canzone, quindi... E se invece la canzone fosse un cantante preferito? O una cantante? Allora, diciamo che io... Dal punto di vista internazionale mi piacciono molto Harry Styles, Taylor Swift, questi cantanti qui. Sì. Vabbè, tu fai finta che hai capito, fai come quando io dico di sì. Io sono giovane, ragazzi. Sì. Però ovviamente ascolto di tutto, quindi anche in Italia mi piace molto il mondo indie, quindi non saprei cosa scegliere. Allora, qui c'è una domanda di rito, perché il contest si chiama Io canto per, e tu mi devi dire perché canti, e poi dopo vi devo far fare un piccolo giochetto che adesso è diventato proprio, cioè proprio ce lo chiedono. Allora partiamo da questo, io canto per... Io canto sicuramente per me stessa, ma soprattutto per magari per emozionare gli altri, per magari trasmettergli un qualcosa che gli possa far sentire bene o comunque compresi in qualche modo. Quindi, per avere un'emozione di ritorno, sì, diciamo esatto. così. Flavia? Ma io canto perché, a parte la mia vita, cioè la cosa che mi fa sentire meglio in tutta la mia vita. E canto perché comunque mi fa star bene, cioè non c'è una motivazione. Però sai nuotare? Perché qualcuno cantava perché non sapeva nuotare, vabbè. Questa cosa... Massimo Ranieri, il spettacolo famosissimo, canto da 40 anni perché non so nuotare. Certo, perché spiega tutta una cosa. Invece Stefano, io canto per... Io canto per sentirmi bene e dare spazio ai miei pensieri, quindi... Dai, Ania? Io canto per diffondere amore e per le ingiustizie, no? Quindi per tutte quelle persone che hanno subito ingiustizie, e quindi io sono così, ci tengo molto e dedico a tutti quanti loro il mio canto. Che bello, adesso invece non muoverti, tieni il microfono e partiamo da Ania, perché dovete sapere che il nostro amico, il nostro maestro Alex Parravano dice che aveva questo cognome un po' particolare e nessuno riesce a pronunciarlo bene. Siccome anche io mi inceppo sempre con i nomi, ci sta, poi sono tanti, eccetera, volevo farvi dire questo nome, uno per volta, dovete ripetere con me, Alex Parravano.
Alex Parravano. Ah, vediamo Bravo. Stefano. Alex Parravano. Vedi? Tipo Beetlejuice. Flavia? Alex Parravano. La nostra... Volevo cercare il tuo nome vero, vedi? Mi sono persa e me lo sono perso. Ce l'ho qua, Miriam. Miriam. La nostra Miriam. Alex Parravano. Vai, quattro. 4! Noi siamo quasi arrivati alla fine, ma non voglio dire la classifica, alla fine proprio non mi piace, è brutto, anche perché come avevamo detto questo è un contest, sì, c'è un premio finale, però insomma alla fine è un modo per farvi conoscere a chi non vi conosce, almeno per quanto riguarda Cosano Italia TV. Come hai visto, ci vedono in tutta Italia, sono un unico canale, non devono fare nemmeno lo sforzo di cambiare. Allora, la classifica è questa, con 140 voti, quindi rullo di tamburo. al quarto posto, tutti i tamburi, squillino i tamburi e rullino le trombe. Al quarto posto, con 140 punti, Ania. Un applauso, 140 punti, 140 punti. Al terzo posto con 290 punti, Nivola. Al secondo posto con 311 punti, Flavia Renzi. Primo che ci sarà. E al primo, no, chi ci sarà, ma con quanti punti? Perché chiaramente ci sta lui, ci sta Stefano Aieta, ma con quanti punti? Con 612 punti. Ragazzi, complimenti a tutti. Ovviamente quelli che non hanno passato il turno, chi ha passato il turno tornerà dalla 20ª puntata in poi, 21ª puntata in poi, mentre chi non ha passato il turno ci può riprovare, può venirci a trovare comunque, noi siamo qui, perché ripeto, proprio perché non è un contest per cui da qui chissà dove si arriva a Sanremo, no, noi siamo qui nel nostro, come dire, habitat naturale e facciamo ascoltare delle giovani promesse che sicuramente, ripeto, oggi con i social in qualche modo uno si promuove anche da solo, però insomma complimenti, la televisione ragazzi, è sempre televisione. perché sono stati tutti bravissimi, quindi non c'è un chi ha Intanto vinto li e chi invitiamo ha a perso. teatro. Tanto li Se invitiamo possiamo a teatro. rivedere la locandina vi dello aspettiamo. spettacolo di Pietro Vanessi con protagonista assoluto, il nostro, assoluto nel senso per quanto riguarda il ruolo No, principale. sono 6 personaggi, Sono 6. non li citerei tutti perché un po' non si li leggono. citi? Li Se te citiamo. li ricordi? Daniele Blando, Filippo Bubbico, Francesca Barletta, Paris Barle, o in detta arte anche Paris Bar, poi abbiamo Liana Pietro Paolo e poi abbiamo Martina Cielo, Allora, già è con una un memoria piccolo buona. cameo anche Che? mio, Su. un piccolo cameo E iniziale. io vi invito le persone a venire a vedere solo il suo cameo, vale tutto il biglietto, ragazzi. Allora, esagera. per farvi capire Ma invece Pietro finiscila. Vanessi chi è, nel senso che voi lo vedete qui, però sicuramente, ripeto, ai più magari non focalizzano subito. Lui è l'autore di tutte quelle vignette bellissime che girano anche sul web, così io penso che un soldino a vignetta, un centesimo a ricco. vignetta saresti arcimilionario. Ed è quello che ha creato, ragazzi, ascoltatemi, Dia, cioè Dio al femminile, non so se è chiaro. Esatto. Quindi andatevelo Sì, a cercare, non ho detto Sì, uno. sì, Poi sì. cosa Ne hai vogliamo? detto uno, ma ce ne sono, poi c'è l'idiota zen, poi c'è la morte nasona, tutti La personaggi morte un nasona po' è quella borderline. bellissima, sì, che ho Dia sempre- è particolare perché non solo è la versione femminile di Dio, ma fuma, beve vino rosso, è proprio una scaricatrice di porto e lei dice vabbè, io ho fatto fare il mondo dal mio compagno Dio, eccolo che casino che ha fatto. Adesso ci metto io le mani e vedremo che cosa combinerò. Ragazzi, il vostro piano B nella vita, so che siete giovanissimi e dici no, io voglio cantare, non me ne frega niente e quello voglio fare, però l'idea di fare anche un'altra professione, perché poi alla fine giochiamo, ridiamo e scherziamo, ma questa è la professione più stancante, c'è solo il teatro, dopo la canzone c'è solo il teatro, perché bisogna avere proprio
come dire, prestanza fisica, bisogna stare bene in salute e soprattutto... questo spettacolo sicuro. No, ma tutti gli spettacoli. Io chiamo sempre, abbiamo un'equipe medica per lui, alla fine ogni prova... Arrivi con l'ambulanza. Guarda, io ho saputo che tutti gli interpreti degli spettacoli suoi dopo muoiono. Quindi, dove l'hai letta questa? Volevo sapere il piano B di questi ragazzi. Allora, diciamo che al piano B penso comunque un qualcosa che abbia a che fare con la musica, se non proprio la cantante in sé, perché comunque ha sempre fatto della mia vita. Quindi dici anche docente, in qualche modo come insegnante? Sì, comunque ha a che fare con la musica, credo che sia quello. Ma tu sei anche musicista, quindi? Sì, sì. Cosa suoni? Il pianoforte, la chitarra e l'ukulele. Beh, quindi insomma così giovane. L'ukulele? Sì. No, io ho sempre voluto, ma non sono... È semplice da suonare. È semplice Sì, dai. rispetto agli altri strumenti? Vabbè, sì, sicuramente. Sì. Invece la nostra Flavia? Ma io vado un po' sul complesso. Come piano B andrei su medicina, per esempio. Ma stai già studiando per quello? No, ancora no. Perché quanti anni hai tu? 14. 14, quindi sei al liceo, sei al primo anno? Esatto. Però comunque voglio dire, come idea, se uno intende fare medicina non ci può pensare all'ultimo momento, in qualche modo uno lo coltiva. Beh, comunque voglio dire, è impegnativo, però è bello, no? Sì, molto. E altrettanto affascinante. Ci sono stati nella nostra storia musicale medici... Iannacci, appunto, stavo dicendo. Sì, ma comunque questa cosa è una cosa che proprio mi appassiona da quando sono piccola, da quando... Non lo so, però comunque mi appassiona da quando sono piccola. Ho sempre avuto questa passione per la medicina. Beh, secondo me comunque un piano B, secondo il mio modestissimo parere, ti aiuta anche a portare avanti meglio il piano A. Sì. Perché tu sai che come va hai un super piano B. Esatto. Poi oggi è ancora di più. Forse una volta ai tempi nostri siamo più grandi. Le possibilità, quando succedeva, adesso quando succede veramente purtroppo è tutto molto più veloce, no? Anche se le carriere vanno costruite, è chiaro che siete giovani, invece Stefano mi incuriosisce tanto, che cosa... Anche io penso che continuerei nell'ambito musicale, se no potrei intraprendere una carriera nell'ambito psicologico. Lo vedi, quindi anche tu in qualche modo ti avvicini. Guarda, lo devi portare, puoi andare a vedere il loro spettacolo. Devi venire. Teatro Aniene dal 23 al 26. Mi raccomando, ti faccio entrare gratis a te. Come minimo. Certo. Dal 23 al 26 è una minaccia, nel senso devi stare tutti e 4 i giorni lì, non pensare. Ma non c'è lo spazio per uno psicologo in questo... No, c'è anche. No, non c'è, oggi non c'è. È andato a farsi curare. Solo a fare le prove si fa curare. Perché lui. mi sembra... Invece Ania, secondo me ce l'ha un piano B anche... Allora, io siccome amo tantissimo viaggiare, sicuramente sarà sul mondo del turismo, però ho un sogno da realizzare: creare un grandissimo centro in cui gli artisti si possano scambiare delle idee e collaborare insieme, non solo per quanto riguarda la musica, ma anche il ballo, la recitazione. Una sorta di factory. Una sorta di factory. Sì, diciamo così. Zerolandia. Bene, io ragazzi vi ringrazio, ringrazio tutti, mille. Il nostro tempo a disposizione penso sia finito, se non ho capito male. C'ho giusto il tempo per farvi sentire il mio sabato italiano. Grazie Alex, grazie ragazzi a tutti e quattro, Pietro e Daniele, grazie a tutti quelli che sono stati con noi e ci vediamo sabato prossimo, buon fine settimana, vai! Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, quasi l'ora delle streghe, c'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via, lontano. Così ci avventuriamo nella Roma felliniana, e quei libri in bilico sul fine settimana, e sulle
sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili le donne degli amici, e in questa storia imprevedibile d'amore e dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano, e adesso navighiamo dentro un sogno planetario, il whisky mi ritorna su, divento letterario, ma perché non vai dal medico, e che ci vado a fare, non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è una variabile che ci porta via.